Studenti ed associazioni anche ad Agrigento manifestano contro i cambiamenti climatici. Ok al taglio in Sicilia, ma a tempo, durerà 5 anni e farà lievitare le pensioni future degli ex deputati. Domani la 23esima giornata della colletta alimentare davanti ai 16 supermercati di Agrigento e Favara. Ci saranno dei volontari con una pettorina gialla. Sarà possibile donare della spesa che andrà ai poveri. Calcio, il mister dell'Acragas Totovullo presenta la partita contro il Parmonval. Pallavolo femminile B1, l'allenatore della SEAP Luca Secchi parla del prossimo avversario, Arzano. 3 agrigentini partono per la maratona di Siviglia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. I giovani di Fridays for Future ritornano a manifestare per l'ambiente. Anche ad Agrigento studenti e associazioni manifestano contro i cambiamenti climatici. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Nuovo appuntamento oggi dagli studenti e associazioni sulle problematiche ambientali, dal tema Siamo il futuro, ma senza futuro. Stamani il corteo, partito dalla piazza Stazione per attraversare la via Atenea e raggiungere il Palazzo di Città. Un centinaio di ragazzi delle varie scuole agrigentine hanno così rivendicato le emergenze climatiche per un mondo più pulito, ribadendo quanto richiesto nella manifestazione mondiale dello scorso 27 settembre, cui Agrigento ha aderito con un documento consegnato al Comune di dichiarazione di emergenza climatica e abolizione dei sussidi alle fonti fossili e fare impegnare così l'amministrazione attiva. Ad accogliere le istanze dei partecipanti stamani l'assessore al ramo all'ecologia Nello Amel, che ha promesso che si farà da tramite con il Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento anche per indire una seduta straordinaria del Consiglio Comunale sull'ambiente, come più volte richiesto dai manifestanti. Sì, questa è comunque un'idea tutta dei ragazzi del comitato di Agrigento del Fridays for Future. Noi del WWF non abbiamo fatto altro che aderire alla loro richiesta di supporto logistico, fisico e morale, perché come dire, il futuro è loro, il futuro è dei giovani, non è sicuramente del Presidente del WWF che ha già superato i 20 anni da qualche decennio, e noi siamo con loro per aiutarli nelle loro istanze, perché sappiamo che per l'appunto è in mano a loro che potrà salvarsi qualcosa di questo straziato pianeta di cui tutti ci dicono, la scienza ce lo dice che fra qualche decennio il pianeta Terra andrà in apocalisse, come già qualcuno sulla Bibbia aveva scritto, solo che l'acqua non ci arriverà dall'alto ma ci arriverà dal basso con i ghiacciai che si scioglieranno. Quindi grazie ai ragazzi del Friday for Future di Agrigento e ai ragazzi del Friday for Future del mondo, perché oggi in tutto il mondo si stanno riunendo i ragazzi e stanno protestando per questo sciopero per il clima. Oggi abbiamo deciso di seguire l'evento mondiale, noi come Fridays for Future, un comitato che è nato veramente da poco qua nella città di Agrigento. Noi pretendiamo dalla città delle risposte, un segnale forte che ci faccia capire che la città c'è, la città importa il problema climatico e l'ambiente circostante. I giovani ci sono, ma noi aspettiamo la risposta dal comune e dai più grandi, perché il futuro è nostro, noi dobbiamo custodirlo e proteggerlo, ed è la nostra priorità, io come studente e gli altri ragazzi, la cittadinanza, a proteggere l'ambiente. I numerosi problemi che noi abbiamo denunciato al comune, speriamo che dopo questa manifestazione verranno accolti. Esatto. Non possiamo non essere accanto a Friday for Future, soprattutto ad Agrigento. Naturalmente viviamo tutti mondialmente l'evento e l'onda mediatica di Greta Thunberg, che riesce a dire delle cose che sono patrimonio delle associazioni ambientaliste da più di 30 anni, però le dice in modo nuovo e soprattutto le dice una ragazza che ha meno di 20 anni e quindi lo dice in un modo che fa presa con i ragazzi. Siccome i ragazzi sono le generazioni future, sono quelle che probabilmente subiranno le conseguenze del cambiamento climatico e del surriscaldamento globale,
da loro dipende molto sulla sensibilizzazione della politica. Vorrei ricordare che qualche giorno fa la neopresidente della Commissione europea ha messo al centro del proprio discorso inaugurale proprio la questione climatica, a differenza del precedente Juncker che si era occupato solo di fatti finanziari, quindi questo è un cambiamento di paradigma che è molto importante. Ad Agrigento Friday for Future si occupa di declinare queste esigenze anche a livello locale e soprattutto con le istanze legate alla città di Agrigento. Un camionista avverte delle vibrazioni e chiama il 112. L'autotrasportatore stava attraversando il viadotto Imera di Agrigento, il ponte che collega piazzale Rosselli con la zona nord della città. Il cavalcavia è stato chiuso in via precauzionale e poi riaperto. Il servizio di Eugenio Cairone. Gli agrigentini sotto l'albero hanno rischiato di trovare la paralisi totale del traffico con la chiusura del viadotto che da piazza Rosselli conduce alla 189. Un guaio aggiunto alla già precaria situazione creata dalla chiusura del ponte Petrusa e del viadotto Morandi. Per fortuna in questo caso tutto sembra risolto, ma rimane la paura di ritrovarsi nella bolgia che ha interessato Agrigento ieri nell'ora di punta. Tutto era cominciato nella tarda mattinata con l'allarme lanciato da un camionista che avrebbe sentito vibrare il viadotto. Scattati immediatamente i controlli, il ponte è stato chiuso con le conseguenze sul traffico di cui abbiamo parlato. Vigili del fuoco e funzionari dell'ufficio tecnico comunale con l'ingegnere Vitellaro hanno provveduto a monitorare la situazione con esito negativo, tant'è che il viadotto è stato riaperto dopo qualche ora. Riguardo alla bretella, intanto, bisognerebbe vietare il transito ai mezzi pesanti perché è assurdo che da lì, oltre ai pullman, vi transitino anche i tir. E poi ci sarebbe da collocare delle barriere di sicurezza adeguate all'altezza del viadotto. Insomma, bisogna mettersi al lavoro seriamente per rendere l'arteria sicura. Qualcosa di concreto potrebbe arrivare dal candidato sindaco Franco Miccichè, il quale ha comunicato che alcuni professionisti del suo staff stanno lavorando ad un piano che riguarda proprio la viabilità esterna ed interna alla città di Agrigento. Dal canto suo il sindaco Lillo Firetto sostiene che i comuni non sono nelle condizioni di svolgere il monitoraggio continuo dei viadotti comunali e chiede l'aiuto del Ministero a tutela dei cittadini. Una brutta gatta da pelare, insomma, per il comune di Agrigento, questa della viabilità. Torniamo a parlare della ragazza di 30 anni vittima del suo amante Antonio Borgia. La ragazza, mamma di un bambino di 11 anni e incinta di 3 mesi, è morta a causa di 10 coltellate inflitte dal 51enne. Oggi lo sfogo della mamma Diana Di Piazza. Vediamo. Un dolore immenso ed inconsolabile per una morte terribile, un epilogo crudele ed inaccettabile per una giovane vita spezzata nel modo più atroce che possa esistere, con coltellate e bastonate. Non riesce a trattenere le lacrime Anna Maria Di Piazza, 65 anni, la madre di Anna Maria, la trentenne di Giardinello, al 3° mese di gravidanza, uccisa venerdì scorso dall'imprenditore partenicese Antonino Borgia, reo confesso, ora in carcere con le accuse di omicidio volontario, procurato aborto e occultamento di cadavere. La madre della sfortunata vittima, intervistata dal Giornale di Sicilia, dichiara: il dolore è inimmaginabile, non riesco neanche a parlare. L'assassino ha chiesto perdono, io non ci riesco a perdonarlo. Non si può perdonare in questo caso, non si fanno queste cose nella maniera più assoluta. Anna Maria aveva un figlio di 11 anni, è rimasto adesso orfano, e per lui che la 65enne ha deciso di andare avanti, trovando la forza per affrontare ogni nuovo giorno. Ora penso solo ad andare avanti con mio nipote, aggiunge. Il mio scopo è quello di cercare di farlo crescere nel miglior modo possibile. L'imprenditore che ha ucciso Anna ha detto ai carabinieri di averlo fatto per paura che la giovane raccontasse della loro relazione alla moglie, sua compagna da ben 18 anni. Maria Cagnina, la moglie di Borgia, ha raccontato che l'imprenditore nei giorni precedenti al delitto sembrava molto tormentato, forse voleva fuggire, aveva detto di voler andare in America.
Ana invece aveva paura, come avrebbe confessato a qualche amica e all'amante che l'ha uccisa, era molto preoccupata per la situazione, non sapeva quale sarebbe stato il destino di quel figlio che portava in grembo. La madre di Ana sostiene che la figlia fosse molto fragile, ancora al Giornale di Sicilia dichiara: mia figlia era gracile, credeva che il cavallo volava, forse si era imbaghita, può darsi, non lo so. In Sicilia ok al taglio dei vitalizi, light e a tempo, durerà 5 anni e una leggina farà aumentare le pensioni future degli ex deputati regionali, i particolari con Lello Casesa. Dopo un'intensa giornata di scontro politico, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato mercoledì sera il taglio ai vitalizi con 38 voti a favore, 1 contrario e 2 astenuti. La legge voluta da Partito Democratico e Forza Italia, corretta dall'emendamento di Diventerà Bellissima, ha permesso di trovare un'ampia maggioranza. Opposizione durissima dei 5 Stelle, che ha definito il provvedimento una legge truffa. La Sicilia ha previsto il taglio del 9% per gli assegni fino a 37.000 euro, del 14% per gli assegni fino a 60.000 euro e del 19% per quelli sopra 60.000 euro, taglio che durerà soltanto per i 5 anni. Il vincolo, infatti, dei 5 anni è rimasto integro. Si è arrivati con notevole ritardo rispetto alle altre regioni italiane e soprattutto con il rischio dei trasferimenti da parte del governo nazionale. Era il diktat posto dal governo centrale per quelle regioni che non si fossero allineate. Diversi naturalmente commenti alla legge. Una legge di assoluto prestigio, ha dichiarato in aula il capogruppo di Forza Italia Tommaso Calderone, e Craccolì ci ha spiegato la logica della scadenza temporale dei 5 anni. È stato fatto per evitare i ricorsi. Troppo basso il taglio del 9% per i 5 Stelle, che lo scorso maggio aveva presentato un primo disegno di legge che non era stato mai discusso, mentre lo scorso ottobre ha visto la luce un provvedimento voluto dai Democratici e Forza Italia che era stato subito incardinato in attesa del parere del Ministero degli Affari Regionali. Anche il presidente della regione Musumeci ha dichiarato sicuramente un passo avanti rispetto alla proposta originaria. Prendo atto del fatto che il Parlamento ha voluto affrontare e risolvere un problema molto serio sul piano etico ed ho profondo rispetto per il lavoro compiuto dal Parlamento siciliano. Domani sabato 30 novembre è tutto pronto per la 23esima giornata nazionale della colletta alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Ad Agrigento, a Favara, in 16 supermercati dislocati in vari quartieri, volontari facilmente riconoscibili dalla pettorina gialla che indosseranno, inviteranno i clienti che si recheranno a fare la spesa a donare degli alimenti. Tutto il raccolto della giornata andrà ridistribuito nel giro di pochi giorni alle strutture caritative di Agrigento convenzionate con il Banco Alimentare. L'anno scorso ad Agrigento sono stati chiusi circa 950 scatoloni per un totale di quasi 11 kg di alimenti. Vista la lodevole iniziativa, quest'anno anche la Questura e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento contribuiranno alla realizzazione dell'evento attraverso i loro mezzi e personale. Alluvione allicata, protezione civile al lavoro per riparare ai danni, i particolari nel servizio. La protezione civile comunale e quella di Agrigento sono al lavoro, a Licata, per dare una mano soprattutto nelle zone maggiormente colpite dalle intemperie delle ultime settimane. I volontari della sezione cittadina della Croce Rossa Italiana lavorano alla Playa e a Fondachello, le zone maggiormente colpite dalle alluvioni degli ultimi giorni. Uomini sono stati inviati anche da Libero Consorzio di Comuni, l'ex provincia di Agrigento, per lavorare fianco a fianco con le associazioni che a Licata di fatto sono state sempre presenti in questi giorni particolarmente difficili. Alla Playa, a Fondachello, anche con l'utilizzo di pale meccaniche, è in corso inoltre l'intervento di pulizia dei canaloni di scolo. In questo modo si dovrebbero scongiurare altri allagamenti in occasione delle prossime piogge. Il sindaco Pino Galanti ha eseguito nuovi sopralluoghi nelle zone colpite dal maltempo per sincerarsi delle condizioni di strade, canaloni e abitazioni e per dare indicazioni rispetto alle cose da fare. Intanto, in aggiunta alle varie iniziative intraprese nei giorni scorsi a seguito dei diversi e gravi eventi atmosferici che hanno provocato ulteriori danni a strutture pubbliche e private, la giunta municipale, che si è riunita sotto la presidenza del sindaco Galanti e con l'assistenza del segretario generale Laura Tartaglia, con atto pubblicato all'albo pretorio dell'ente dichiarato immediatamente esecutivo, ha deliberato la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di novembre.
La richiesta sarà inoltrata, così come previsto dalle vigenti normative, alla Giunta regionale della Sicilia al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal territorio del comune, dalle colture agricole, dalle attività zootecniche e produttive, nonché da privati cittadini a seguito delle eccezionali condizioni meteo avverse dei giorni 11, 12, 19, 23, 24 e 25 di novembre. Tra l'altro, con la delibera dell'amministrazione si è riservata di trasmettere al Dipartimento regionale della Protezione Civile una prima stima di fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture private danneggiate dai danni subiti dalle attività economiche e produttive, previa acquisizione di richieste di contributo da parte degli interessati. Il governo nazionale ha stanziato 10 milioni di euro per l'emergenza, come ha detto il ministro Luigi Di Maio in visita alla città di Licata domenica mattina. Tra le iniziative che si sono state annunciate, i contributi dell'Ebas e la sospensione delle rate di mutuo da parte della banca locale Sant'Angelo. L'Ebas concederà alle aziende che ne avranno i requisiti un contributo nella misura massima di 5.000 euro, ma sono previste anche prestazioni a sostegno di quei lavoratori che a causa dell'evento hanno subito la sospensione parziale o totale dell'attività produttiva dell'impresa interessata. L'importo dell'indennizzo è di 30 euro per giornata di mancata retribuzione per una durata massima di 30 giorni nell'arco di 12 mesi. A fianco dei ricatesi anche la Banca Popolare Sant'Angelo, per contribuire al ripristino di abitazioni e attività economiche colpite da questo grave evento calamitoso, annuncia Ines Curella, amministratore delegato dell'istituto. La Banca Sant'Angelo verrà incontro a chi ha subito danni, accogliendo positivamente le istanze di sospensione per un anno delle rate di mutui e prestiti in essere e concedendo finanziamenti agevolati per realizzare le opere di ricostruzione. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Riparte l'economia siciliana, dati a sorpresa dell'osservatorio IRFIS Svimez. Lello Casesa. Presentato a Palermo il rapporto La Sicilia, il Mezzogiorno, i ritardi e le opportunità di investimento, realizzato dall'Osservatorio Economico e Sociale costituito da IRFIS e Svimez, che evidenzia dei dati leggermente migliorativi rispetto a 2 anni precedenti, come ad esempio il numero degli occupati in Sicilia, che nel 2019 è cresciuto dello 0,3% rispetto al 2018. Un dato in controtendenza rispetto a quanto accaduto nello stesso periodo nel resto del Mezzogiorno, dove al contrario si è riscontrata una diminuzione degli occupati. Aumentano ad esempio gli occupati nel settore dell'industria e nel settore agricoltura e diminuiscono gli occupati nel settore dei servizi. Aumentano anche gli occupati a tempo pieno e si riduce il lavoro part-time. Positiva ed incoraggiante la crescita del prodotto interno lordo nel rapporto di economia e finanza della regione siciliana 2020-2022. Sono cresciute dal 2018 le esportazioni, un valore questo importante rispetto alle altre regioni italiane. Questo biennio di crescita ha consentito alla regione di recuperare il calo delle esportazioni subito nei 2 anni precedenti ed è anche migliorata la propensione all'export, risalita al 12%. Presentato ad Agrigento il libro di Francesco Curabba, Giuseppe Serroi, a cura della CNA Pensionati. Giuseppe Serroi è stato medico, scienziato, poeta, politico e patriota del risorgimento agrigentino. Vediamo. Francesco Curabba oggi presenta ufficialmente alla collettività la sua nuova pubblicazione. Si tratta di un libro su Serroi, una fatica letteraria curata anche da diversi riscontri, studi e approfondimenti. Questa sera pubblichiamo, con l'aiuto, con il supporto della Dante Alighieri, ma anche della Curia Arcivescovile di Agrigento, un libro su cui mi sono fermato e riflettuto alcuni mesi. Si tratta di un personaggio agrigentino, nato a Raffadani, ma che è vissuto e ha operato per circa 70 anni nella città di Agrigento. Ha avuto una vita un po' movimentata, si è laureato in medicina e subito è entrato nel consorzio umano e politico di questa città. Fu assunto come medico e come medico ha dato contributi elevatissimi in un momento particolare della vita di questa città, i cui cittadini vivevano in un vetore generale indescrivibile
dove frequenti erano le malattie infettive, dove frequente era il colera. La medicina di allora non è come quella di oggi, allora non esistevano nemmeno gli antibiotici e pertanto il SRI curava con erbe, ma anche con soluzioni empiriche che spesso erano efficaci. È stato scienziato, ha studiato gli esiti, gli effetti dello zolfo, in modo particolare quando si riscaldava per formare le forme di zolfo, cioè in poche parole quando il zolfo si cuoceva, o meglio la terra con il zolfo si cuoceva per estrarre lo zolfo, questo produceva sicuramente delle malattie i cui effetti il SRI ha cercato di individuare e curare. Il SRI è stato lungimirante, ha creato un orto botanico qui ad Agrigento, pressappoco dove oggi esisteva l'ex ospedale psichiatrico, dove venivano curate, coltivate delle piante medicinali che poi il SRI si serviva. Ma è stato anche un patriota, un combattente, partecipò alla rivoluzione del 48, fu deputato e fu il primo ad alzare la mano contro la decadenza dei Borboni a Palermo, rischiando di essere incarcerato, rischiando il licenziamento, ma siccome era un uomo di principio e credeva a quello che diceva e a alcuni valori, che erano i valori della democrazia e della libertà, continuò la sua battaglia fino al 1860, quando i Borboni sono stati cacciati definitivamente dalla Sicilia e dal regno di Napoli, quindi dal regno delle due Sicilie. Ha proposto che in ogni comune ci fosse un veterinario, insomma un personaggio di rilievo, è stato un poeta, ha attaccato costantemente senza mai ritirarsi la cattiva politica e dalla politica era sicuramente un personaggio inteso come personaggio scomodo, ma lui non ha desistito fino alla morte, ha cercato di dare decoro, lustro a questa città con opere buone e iniziative straordinarie. Sarà inaugurata venerdì 13 dicembre nella sede della provincia di Agrigento la mostra I colori dell'astrattismo di Salvatore Giordano. Arturo Cantella. Giorno 13 si terrà qui presso la provincia regionale di Agrigento l'inaugurazione di una mostra alle ore 17:30 con il maestro di Salvatore Giordano dal tema I colori dell'attrattismo, un evento sicuramente interessante per gli amanti dell'arte e della pittura. Certo, tra l'altro io ho partecipato, ho fatto una mostra di pittura al Centro per Paolo Pasolini nel 91, quindi per me è un grande ritorno. Diciamo che la mostra si forma di 30-35 dipinti di produzione propria. Io inizialmente mi ispiravo al surrealismo, dal 2015 mi sono dedicato all'astrattismo, cioè dove le forme, i colori, le linee esulano dalla rappresentanza oggettiva della realtà. Ecco, con lei ci saranno degli ospiti che saranno presenti alla manifestazione di inaugurazione? Certo, spero di sì. L'avvocato Granata che interverrà nell'inaugurazione, Ignazio Marchese, un carissimo amico, collega, ex collega perché sono in pensione. Spero che vengano diverse persone. Insomma. Ecco, lei è un autodidatta oppure ha studiato arte? Ecco, ci parli un po' del suo curriculum. Sì, sono autodidatta in quanto nel periodo vissuto a Torino mi dedicavo alla fotografia. Trasferitomi in Sicilia mi sono dedicato all'arte pittorica. È un genere, come abbiamo detto poco fa, si basa sull'astrattismo. Ho fatto diverse mostre sia in Sicilia che qualcuna al nord, tipo Cosmetura di Ferrara, alla Spaderina di Piacenza e a Cefalù, ad Agrigento al Centro per Paolo Pasolini
e poi nei vari paesi locali, Campobello. Quindi ricordiamo quando è l'evento e dove? L'evento è il 13 dicembre alle ore 17:30 presso il Palazzo ex provincia di Prefettura, ex provincia di Agrigento. Si terrà dal 13 al 23 dicembre, periodo diciamo natalizio. Stop agli aliscafi sullo stretto di Messina, terzo sciopero dei lavoratori Blue Jet, le adesioni sfiorano il 100%, c'è il servizio. Adesioni di quasi il 100% allo sciopero indetto da Filt CGIL e Will Trasporti per i lavoratori Blue Jet. Dalle 21 di mercoledì e fino alle 21 di ieri sono state soppresse tutte le corse marittime dei mezzi veloci tra le sponde dello stretto di Messina e garantiti solo i servizi minimi previsti per legge. Dopo il terzo sciopero che blocca lo stretto di Messina aumenta ancora l'adesione alla protesta da parte dei lavoratori contro il silenzio da parte di una società pubblica come il gruppo FS. Per questo motivo la vertenza è approdata sul tavolo dell'Ispettorato del Lavoro di Messina, dove una delegazione di lavoratori, accompagnata anche dai segretari generali di CGIL e Will Messina, Giovanni Mastroieni e Ivan Tripodi, è stata ricevuta dai vertici dell'ente che hanno compreso le motivazioni della vertenza e hanno assicurato un intervento presso il gruppo FS. La vertenza dei lavoratori marittimi della società Blue Jet di Rete Ferroviaria Italiana, che espleta il collegamento veloce tra le sponde dello stretto di Messina, è di fondamentale importanza per l'area dello stretto e per l'intera galassia del gruppo FS, con la legittima rivendicazione degli oltre 80 lavoratori Blue Jet del riconoscimento del contratto delle attività ferroviarie. Questa è la terza azione di sciopero che stiamo portando avanti. Oltre a questo ora programmeremo un'altra azione di sciopero, ma siccome siamo stanchi di nessuna risposta da parte della dirigenza FS e da parte della politica romana, a questo punto proveremo pure a fare una prova di forza bloccando lo stretto. Chiediamo questo contratto perché innanzitutto siamo dipendenti Blue Jet, ma Blue Jet è sempre una società di RFI, finanziata da RFI al 100% a capitale pubblico, e non vediamo il motivo, se facciamo continuità territoriale ferroviaria, come lo fa RFI sulle navi dove trasportano i treni, hanno il contratto loro ferroviario e noi no, perché? Perché loro aggirano i costi del lavoro, aggirano la legge per abbattere i costi del lavoro, perché il nostro stipendio è il 40% in meno rispetto ai dipendenti col contratto ferroviario. La prossima protesta dove? Probabilmente a Roma, se continua il silenzio da parte del gruppo FS su una vertenza che riguarda non solo questi 80 lavoratori di Blue Jet, ma riguarderà tutto il comparto ferroviario italiano. Questa è la terza azione di sciopero, anche oggi percentuale di adesione dei lavoratori oltre il 90%, tutti i mezzi sono fermi perché la vertenza è sentita, è una vertenza contrattuale, è una recriminazione, giusta recriminazione dell'applicazione del contratto delle attività ferroviarie ai lavoratori di un'azienda che fa parte del gruppo FS. Blue Jet in questo momento potrebbe rappresentare un cavallo di Troia che entra all'interno del gruppo FS con un contratto diverso per fare dumping sociale e contrattuale all'interno degli stessi lavoratori di tutto il gruppo FS e livellare tutto verso il basso. Quindi in questo momento è una vertenza che parte dallo stretto di Messina, che parte da 80 lavoratori, ma può riguardare centinaia di migliaia di lavoratori del gruppo FS. Un silenzio assordante, non si capisce il perché. Siamo ormai arrivati alla terza fase di sciopero, RFI non ci convoca, la Blue Jet fa finta di niente e i lavoratori sono esasperati. Noi oggi abbiamo spostato questa vertenza direttamente all'Ispettorato del Lavoro per chiedere all'Ispettorato del Lavoro di intervenire e dare un giudizio sull'applicazione, sulla giusta applicazione contrattuale. È una cosa che ci preoccupa, la vertenza sta aumentando, i lavoratori, voglio usare un termine molto forte, sono incazzati ed RFI fa finta di niente.
Sabato 7 dicembre al Castello Chiaramonte di Favara alle ore 16:30 si svolgerà la cerimonia di consegna della 21esima edizione del Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, organizzato dal Centro Culturale Renato Guttuso, presieduto da Lina Urso Gucciardino. E già oggi, venerdì 29 novembre, dalle ore 16:30 in poi, si svolge un gemellaggio culturale tra i comuni di Favara e Giuliana con gli interventi dei rispettivi sindaci Anna Alba e Francesco Scarpinato. Sarà inaugurata una mostra di pittura e di fotografia di Carmelo Capraro e Nicolò D'Alessandro. Il 2 dicembre al Teatro San Francesco di Favara si svolgerà il quinto Festival della canzone siciliana Rosa Balistreri. Sindaco, è sempre qualcosa di eccezionale varcare i palazzi della politica, quella nazionale. Ieri lei ha avuto un incontro con il Ministro dell'Agricoltura Bellanova e sì, è bello entrare nel Palazzo delle Istituzioni, però è bello anche rappresentare la comunità, quindi le istanze della comunità. È questo che avete portato a Roma? Il ruolo di sindaco è funzionale a rappresentare le istanze di una comunità, che devono essere rappresentate in ogni sede. Il tema dell'agricoltura è un tema che sta a cuore a molti di noi, sta a cuore tanto a me, perché in questi anni l'agricoltura Canicattì sta vivendo un periodo terribile. Sappiamo tutte le difficoltà che stanno avendo i nostri imprenditori a commercializzare il loro prodotto, molto prodotto è rimasto invenduto. Grazie quindi all'unione con la CIA e con altre realtà come il Comune di Mazzerrone abbiamo ottenuto un incontro importante presso il Ministero delle Politiche Agricole, quindi nella persona del Ministro nonché del Direttore Generale dello stesso Ministero, al quale abbiamo rassegnato tutta la nostra preoccupazione per questo triste momento storico per la nostra economia. Un invito rivolto al Ministro per attivare tutta una serie di iniziative che coinvolga la grande distribuzione proprio per ridurre quanto più possibile il divario economico che vi è tra il costo di produzione da parte dei nostri imprenditori e il prezzo di vendita al consumo, che è eccessivo e quindi i consumatori spesso non acquistano il nostro prodotto nonostante sia di ottima qualità. Un intervento da parte del Ministero anche nei confronti degli istituti di credito proprio per consentire in questo particolare momento di difficoltà una moratoria sulle scadenze prossime dei crediti agrari. Questo come provvedimenti a brevissimo termine. Per quanto riguarda invece il medio e il lungo termine, una serie di interventi che possano aiutare, agevolare le nostre coltivazioni, partendo innanzitutto dall'istituzione di un catasto ortofrutticolo che consenta la tracciabilità del nostro prodotto, che consenta appunto di contrastare la concorrenza sleale che spesso i paesi del Nord Africa fanno all'Italia e a tutti gli altri stati del sud dell'Europa. Un altro intervento è quello di una riduzione del costo del lavoro nel settore agricolo, perché basta fare un esempio: in Italia il costo del lavoro è quantificato in 13-14 euro ora, mentre in Spagna si assiste a un costo del lavoro di 7 euro l'ora e addirittura in Tunisia 1 euro l'ora, quindi è comprensibile che i nostri prodotti sono sostanzialmente fuori mercato, perché se il nostro imprenditore deve sopportare questo costo, poi il prezzo di realizzo della vendita è insufficiente a coprire lo stesso costo di produzione. Nelle basi programmatiche che abbiamo, nel documento programmatico che abbiamo sottoposto all'attenzione del Ministro, vi è anche la possibilità di assicurare degli eventi climatici, perché assistiamo in questi ultimi anni, lo scorso anno al fenomeno del cracking, un altro fenomeno che spesso si ripete e che danneggia le nostre coltivazioni è quello dell'evento climatico della nebbia, che non è assicurabile ma che crea grandi danni ai nostri imprenditori e ai nostri agricoltori. È un sostegno anche alla produzione alternativa dalla vendita dell'Uvetalia, nel senso che un intervento anche normativo che consenta la trasformazione del prodotto agricolo dell'uva attraverso forme di vinificazione, in modo tale da poter spuntare un maggiore prezzo di vendita quando i nostri coltivatori conferiscono il loro prodotto nelle cantine. Tra l'esito dell'incontro c'è stato anche quello dell'attivazione di un tavolo tecnico proprio per l'uva Italia.
Sì, dalla riunione tra l'altro che era rappresentata non soltanto da istituzioni siciliane ma anche da rappresentanti della Regione Puglia in questo caso sia la Sicilia che la Puglia rappresentiamo oltre il 90% di produzione dell'uva Italia, quindi una presenza importante in sede di trattativa. È stato richiesto a gran voce l'istituzione di un tavolo tecnico permanente per il fenomeno, per lo studio e per la soluzione ai gravi problemi che il comparto dell'uva Italia sta affrontando in questi ultimi anni, attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico permanente, e anche in questo caso abbiamo trovato grande disponibilità da parte del Ministro a consentire a questa nostra richiesta, quindi nelle prossime settimane si dovrebbe ufficialmente istituire questo tavolo tecnico che appunto consentirà ai nostri imprenditori di portare la voce loro direttamente nelle sedi opportune, quali quella del Ministero dell'Agricoltura. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Calcio eccellenza, domani Akragas Parmonval, Mister Vullo presenta la partita, il servizio di Carmelo Lentini. L'Akragas, agli ordini di Mister Vullo, ha completato la preparazione in vista della trasferta di Partanna Montello contro la locale Parmonval, ex squadra dell'attuale presidente Giovanni Castronovo. Si giocherà in anticipo con l'obiettivo della vittoria, se non si vuole essere risucchiati dalle dirette inseguitrici. Ex della partita sono Lala e Caronia, entrambi in forza alla squadra palermitana nelle passate stagioni. Ma lo storico e polveroso stadio Lo Monaco sarà sicuramente teatro di un'autentica battaglia campale, dove si registrerà una sfida nella sfida tra gli attuali bomber del campionato, vale a dire Giuseppe Campino con 9 reti stagionali e il palermitano Giorgio Stassi con 7. Mercoledì scorso invece, e cambiamo per un attimo l'argomento, il presidente Castronovo ha ricevuto la piacevole telefonata dal presidente delicata Scimonelli e del sindaco Galanti, i quali hanno ringraziato l'Akragas e la città di Agrigento per la solidarietà ricevuta a seguito del nubifragio che ha colpito la popolazione licatese la scorsa settimana. Inoltre il presidente e il sindaco delicato hanno augurato all'Akragas di compiere il salto di categoria, così da disputare con alti valori sportivi un derby che manca da molti anni. Si tratta di un riavvicinamento tra le società e le due città, dopo anni di attacchi velenosi che il tempo ha finalmente riassorbito. Tornando a parlare dell'anticipo dello Monaco, va detto che la gara sarà diretta da Simone Nuzzo di Seregno, collaborato da Gerardo Calandra Sebastianella e Antonino Catanese, entrambi della sezione di Messina. Mi sembra normale che noi dobbiamo aspirare alla vittoria sempre. Già l'avevo detto la settimana passata, che la partita che andiamo a incontrare è sempre la più importante, chiunque sia l'avversario. Quindi ancora una volta lo ribadisco, per noi la partita è sempre la più importante perché abbiamo un blasone da rispettare e da far rispettare, e quindi dobbiamo aspirare per forza, se abbiamo un obiettivo, di vincerle sempre. Poi l'incidente sul percorso ci può stare, ma non penso che possa succedere sempre, quindi la squadra è molto concentrata, sì, ancora qualche acciacco ce l'abbiamo, però siamo molto determinati ad andare a fare la nostra partita e portare il risultato pieno a casa. Io credo che molto dipenderà anche dal terreno di gioco. Il terreno di gioco è molto veloce, molto duro, non sappiamo se pioverà o non pioverà, è sabbioso, viscido, quindi molto veloce, e quindi dobbiamo attenerci anche a questo, dobbiamo considerare anche il campo di gioco, perciò mi aspetto anche una partita anche un po' fisica, battagliera, e quindi ci siamo preparati tutta la settimana anche a questo mentalmente, quindi tutte le partite sono difficili perché nessun avversario vuole fare la pecorella, ed è giusto così, ed è giusto che noi abbiamo il dovere di rispettare l'avversario, abbiamo anche il dovere di rispettare il nostro blasone e l'idea di quello che vogliamo andare a fare. I giocatori della rosa sono tutti disponibili, oppure ancora c'è qualche giocatore che fisicamente non è in condizione?
che ancora soffre dei postumi di qualche infortunio precedente? Questo ci diremo delle bugie. Se vogliamo, noi dobbiamo valutare tutti i giocatori che oggi sono tutti disponibili, però è chiaro che sono disponibili rientranti da situazioni postume, quindi da problematiche, e quindi piano piano li dobbiamo portare al 100%, ma non possono essere chi è stato fermo un mese, chi un mese e mezzo, chi ha avuto uno stiramento, chi ha avuto una contrattura. È chiaro che noi li possiamo avere tutti al 100%, sono tutti disponibili, ma ognuno con la propria ferita da leccare. Calcio giovanile, torneo Paolo Pietro Brucato, una competizione che mette in mostra i migliori giovani talenti siciliani in onore proprio di Paolo Pietro Brucato, per un decennio presidente del settore giovanile scolastico della FIGC Sicilia dal 1994 al 2003. In campo le squadre rappresentative delle delegazioni provinciali Under 17 e Under 15. Tonino Butera. Nel torneo Pietro Paolo Brucato, doppio successo per la delegazione di Agrigento, che allo stadio Piandellago di Caltanissetta ha battuto nei due confronti, sia con le Under 15 che con gli Under 17, la delegazione di Caltanissetta. Dopo il buon pareggio di Trapani, i giovanissimi di Carmelo Giordano e Saverio Guardino si sono imposti con il classico risultato di 2-0 con un gol per tempo. A sbloccare il match, l'aragonese Stefano Zammito lesto ad anticipare il portiere di casa e gonfiare la rete sul calcio di punizione battuto dall'empedoclino Calogero Taormina. Il raddoppio è arrivato nei minuti finali del match per merito di Samuele Camilleri del Favara Academy, che fuggito in contropiede ha fatto secco il portiere nisseno con un tiro che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali. Vittoria in rimonta 2-1 per la rappresentativa allievi di Lillo Giardina, Nicola Salamone e Gioacchino Montaperto. In svantaggio per il bel gol su punizione dei nisseni, la reazione dei ragazzi del presidente Angelo Carananno è stata decisa e determinata, tanto che dopo meno di un quarto d'ora è arrivato alla rete del pareggio ad opera di Giovanni Lobrutto dell'Atena Agrigento. Nel secondo tempo, atterramento in area del centravanti palmese Carmelo Cottitto e calcio di rigore. Dagli 11 metri si è presentato Marco Mangano dell'Icata Calcio, che spiazzava il portiere per il successo agrigentino per 2-1. La squadra di Giardina e Salamone viaggia a punteggio pieno. Il prossimo 12 dicembre allo stadio Dino Liotta di Licata la delegazione di Agrigento ospita quella di Ragusa. Domani sabato 30 novembre la SEAP Dallicardillo Pallavolo Aragona gioca la giornata di campionato di Serie B1 femminile in trasferta ad Arzano in provincia di Napoli. L'allenatore Luca Secchi presenta la partita. Sentiamolo. Coach Luca Secchi, la SEAP Dallicardillo Aragona torna in campo dopo il turno di riposo. Sabato la sfida contro l'Arzano, quarto in classifica. Sì, un'altra trasferta abbastanza lunga che come sempre ci impegna in maniera importante, perché sono sempre ridotti il numero degli allenamenti e un po' di energie vanno via, ma credo ci arriviamo con la giusta attenzione e le giuste motivazioni, a maggior ragione dopo il riposo forzato per il campionato dello scorso sabato, quindi insomma la voglia di tornare in campo e di fare il risultato è tanta. Che avversario è l'Arzano? Quali le difficoltà di questa partita? Per noi le difficoltà sono tutte le settimane, indipendentemente dall'avversario. È una squadra eterogenea, mediamente giovane, che sviluppa un gioco abbastanza particolare, con dei centrali buoni e degli esterni piuttosto esperti. Però insomma, come sempre succede per quanto riguarda noi, l'attenzione della settimana è sempre alle cosine che possono funzionare più o meno bene nei nostri meccanismi, ed è lì che continuiamo a lavorare, a cercare di migliorarci indipendentemente da chi è l'avversario dall'altra parte della rete. La tua squadra come arriva a questo appuntamento, a questa partita? Spero molto carica. Domenica prossima, 1 dicembre, a Valencia in Spagna si corre la 39esima edizione della maratona. Parteciperanno anche 3 atleti agrigentini, Pietro Cocchiara, Giuseppe Tavormina e la moglie Anna Gagliano. Vediamo. Sei pronto per la maratona di Valencia? Sì, diciamo di sì, ormai siamo alla fine, dopo 2 mesi e mezzo di preparazione siamo all'epilogo di una lunga e faticosa preparazione, però ormai
ci siamo addirittura finale, per l'evento insomma, che è l'obiettivo di questa stagione. Si corre il prossimo 1° dicembre in una città meravigliosa. Sì, in effetti Valencia è una città bellissima e poi secondo quando ho visto dal sito internet e dai racconti degli altri corridori che hanno fatto le scorse edizioni, il circuito è interamente pianeggiante e di conseguenza questa maratona è proprio ambita dai tanti runners italiani ed europei che cercano di migliorare indubbiamente la loro performance. Quali sono i tuoi obiettivi principali? Ma gli obiettivi principali sono innanzitutto quello di finire bene la maratona e corrersi per divertire. E poi se ci sono le possibilità dopo il 30° chilometro anche di andare a provare a battere il record precedente che è stato fatto a Parma il 27 febbraio del 2017 con il tempo di 3 ore, 16 minuti e 7 secondi. Ovviamente a Parma già venivo da un precedente maratona fatta a Berlino nel settembre del 2015 dove la prima maratona ho fatto il tempo di 3 ore 28 e 14 secondi. La maratona di Berlino è stata una straordinaria esperienza di vita, di incontrare persone di culture diverse, più di 40.000 persone provenienti da tutto il mondo, una splendida città, una coreografia impressionante, 80 orchestre musicali durante il percorso e credetemi che io non ho sofferto la fatica della maratona perché considerando che la prima maratona tenevo sempre il freno a mano, gli ultimi 2 chilometri poi ho intensificato lo sforzo, insomma poi la successiva maratona ho acquisito più esperienza, ho corso insomma meglio, in maniera più efficace, quindi vediamo a Valencia cerchiamo di battere il record precedente e di fare una bella maratona. Come nasce in te la passione per la corsa, per la maratona? Tu nella vita fai tutt'altro. Sì, esatto, ma io fin da 13 anni che faccio sport ininterrottamente, ho iniziato a fare tutta la trafila nei campionati studenteschi, giovanili e ho avuto la fortuna, anche il vanto di aver partecipato anche a edizioni dei campionati italiani studenteschi, campionati regionali di società, di aver anche totalizzato tempi abbastanza dignitosi, tipo 9,30 sui 3.000, 4,23 sui 1.500 e quindi sono abbastanza contento perché lo sport aiuta i bambini e i giovani a crescere, quindi lo sport è fondamentale, anche se ho raggiunto traguardi a livello professionale lo devo soprattutto grazie allo sport. Lo sport è vita e questo è anche un invito a tutti i giovani di fare sport perché lo sport fa sentire bene, è un'occasione anche di creatività nel lavoro che si fa. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.